Buongiorno, eccoci di nuovo. Buongiorno. Siamo di nuovo in partenza, come al solito è un martedì. Allora, stiamo andando per adesso nella zona di Platamona, giusto Giorgia? Esattamente. Venite all'avventura con noi. Nel mentre che siamo in viaggio editiamo per non perdere tempo e quindi si prosegue. Anzi, prima tappa facciamo la spesa perché abbiamo il frigo abbastanza vuoto. Benissimo, spesa fatta, sistemata, siamo di nuovo in viaggio. Fa un caldo bestiale, al solito. Adesso stiamo andando a fare la parte meno bella del van. Stiamo andando in una zona di scarico. Già. Bene. Un pranzetto molto easy, molto veloce. Fresco, soprattutto. Siamo di nuovo in marcia, ci stiamo dirigendo verso Tergu. C'è una bella chiesa che vi faremo vedere tra poco. Tra 18 minuti, esattamente. Fa caldo, ho già detto 20 volte, lo ripeterò ancora. Santa aria condizionata. Eccola, Nostra Signora di Tergu. Wikipedia ci informa che la chiesa di Nostra Signora è una parrocchia situata nel paese di Tergu, in provincia di Sassari, ed è una delle massime espressioni dell'architettura romanica in Sardegna. E ci dice che la facciata è priva della parte superiore che è crollata nel corso del tempo. Il lago Coghinas. Siamo fermati per vedere la chiesa di Nostra Signora di Castro, ma già dalle recensioni c'era scritto che era chiusa e infatti è chiusa. Vabbè. Niente, bisognerebbe leggere qualcosa in internet. Niente, è chiuso. Sono 70 domus de Janas. Dove? Qua intorno, sto attenta che 60 insediamenti nuragici. Chi me l'ha fatto fare?
A dicembre. A dicembre ne giriamo tutti. Fa caldo. Dai. Piccolissimo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Sono le ore 9:25 Presto. del 30 giugno 2022. alla fine abbiamo messo quello zuzuzu Secondo me li attira. per le punture gli insetti, ma mi sa che è peggio perché ci sono delle sottospecie di apine, non so neanche cosa siano, che continuano a girarci intorno e io già voglio tornare indietro. Adesso si passa qua? No, devi andare sulla strada. Dobbiamo andare sulla strada, niente, a me piace. Andando a fare una passeggiata, Andiamo al lago. non troppo mattutina, Esatto. però siamo state fortunate perché abbiamo trovato la chiesa aperta, Sì, quindi l'abbiamo velocemente visitata. c'era chi la stava pulendo. Molto carina, molto piccolina e molto carina. Sì, Fatto sta che poi il piazzale si è riempito di camper, sì. ce n'erano 2 o 3. Va bene, andiamo al lago. Vedete Oh, il panorama. quanto è stressante stamattina sta donna. Non si vede più. I bambini. A dopo, che programmi abbiamo per la giornata, Giorgia? Signorina Per Giorgia? visitare i dintorni del lago. Ci sono un sacco di cose belle e interessanti, ve le dico però dopo perché non me le ricordo adesso. Ottimo, va bene. Niente, sono stati solo 4 km, ma Sotto al sole. prima o poi impareremo a non farli alle 9 del mattino, dove il sole è alto e cocente. Stiamo arrivando di nuovo alla chiesetta dove abbiamo pernottato e c'è una fontanella. Doccia. Ma se non funziona l'acqua, no, non l'abbiamo provata, ma speriamo. Sì. Eccola. Oh. Vediamo. Yeah. Facciamo come fa ieri. L'estate e gli insetti l'adoriamo proprio. Ho detto io bisogna uscire a dicembre, che non ce n'è manco uno. Ah. Bene, bene, bene. Torniamo in van. Vediamo il da farsi. Abbiamo 2 o 3 cose da fare al computer e poi ci mettiamo in marcia. Ok, ci siamo messi un attimo in marcia e ci siamo già fermate
Stiamo facendo la benzina. Diesel a 2 euro e 1. Benzina a 2,7. Insomma. Adesso ci fermiamo un attimo al paesino di Oschiri. Abbiamo trovato un negoziato in internet e prendiamo qualche panadas. Almeno li assaggia Giorgia e ne porto qualcuno a mamma. Una bella lavanderina. Quant'è il danno? 95 euro. Vabbè, meglio dell'altra E volta. non era vuoto. Buona. Ci sono i dolci sardi. Adesso sono temperatura giusta per mangiare. Ah, ok. Yeah! Fai vedere il sacchetto. Allora, abbiamo preso un po' di panadas. Molto carina la signora di Delizie di casa. Ci ha fatto un po' di... come si dice? Un po' di? Un excursus sulle varie tipologie di dolci, panada. Insomma, ci aveva fatto una cultura di... Vabbè, che La dieta. è fatta con una pasta di pane e all'interno la carne di suino, lo sapevo perché sono le più famose. Anche se qua si usa farle anche di anguilla, visto che sia nel lago Covinas che nel lago Modeo c'è la pesca dell'anguilla sarda. Per oggi non le aveva solo queste. Le aveva appena fatte, infatti sono calde. E poi in più c'erano le casadine, cioè le formaggelle, di cui io ne vado non ghiotta di più. Ho detto ne prendo 3 così magari qualcuno la porta a casa, ma secondo me non ci arrivano, perché già adesso ne mangio una. E poi ho preso i papassini, perché a questa signora i papassini piacciono tanto. Prima ha detto no, lascia stare. E allora poi li abbiamo presi, vabbè. Niente, la dieta è la prova costume, noi la facciamo così, mi sembra il modo più giusto a dicembre, vestite. Il modo più giusto per proseguirla. Ottimo, adesso dove stiamo andando? All'altare rupestre di San Stefano? No, te lo dico dopo. Ciao. Tutto dopo. Ok, in corso d'opera. Yes, ciao. Mi stai rubando la casadina. Formaggella, assaggiamo. È fatta con formaggio fresco leggermente acidulo, che è fatto da pochi giorni. Quante stanno le cose? Le arance? No. Una volta le massaie. L'uvetta. L'uvetta. Allora in questa zona ci mettono l'uvetta. Una volta le massaie prendevano... Ma è un dolce, no? Sì, nasce come un dolce. Le prendevano direttamente dal pastore. Ma non voglio. Papà. Un unicum nel Mediterraneo. Ti sembrerà di essere proiettato in un luogo enigmatico e sorprendente che evoca suggestioni e interrogativi. Siamo nelle campagne di Oschiri, a metà strada tra Sassari e Olbia, tra silenzio surreale e natura incantata. Spicca un banco di granito lungo circa 10 metri, sul quale sono state scolpite con precisa sequenza una serie di incisioni geometriche. La tavola di pietra è stata definita altare rupestre, perché si trova di fronte alla chiesa di Santo Stefano, che dà il nome al sito. C'è anche una necropoli con 8 domus de Janas e attorno sono disseminate rocce adattate a nicchie. Sull'ampia parete granitica sono incisi motivi di varie forme combinati tra di loro in cavi triangolari, quadrangolari e semicircolari.
disegni sulle rocce sono privi di confronti, legati a riti e con valori sacri profondi, riconducibili a simboli divini o all'astronomia. Ma Santo Stefano è un'area dalla sacralità ancora tangibile. Si suppone che vi partorissero le sciamane o si praticasse il rito della scarnificazione, prima di deporre il cadavere dentro le dune. La disposizione di figure geometriche e coppelle non è casuale, sembrano descrivere il passaggio dal mondo dei vivi a quello dei morti. I quadrati sarebbero le false porte, tipiche di domus e tombe di giganti, punto di contatto tra terra e al di là. Questa dovrebbe essere una meridiana. I cerchi sono simbolo pagano di continuità, infinito, divinità solari. I triangoli sono identificabili con templi a gradoni. In successive epoche cristiane poi i simboli pagani sono stati sostituiti dalle croci. Un'altra piccola chiesa romanica, Nostra Signora di Otti, carinissima.